C'è un luogo nel nord dell'Adriatico dove il mare incontra la roccia in modo quasi drammatico, un luogo dove i sentieri si arrampicano sopra baie nascoste, attraversano paesaggi che sembrano lunari e regalano panorami capaci di lasciare senza parole. È uno dei gioielli dell'isola di Kerk. Oggi vi portiamo alla scoperta dei trekking che partono direttamente dal paesino sottostante. Non seguiremo un singolo percorso, ma faremo un viaggio attraverso i sentieri, la natura, la storia e le emozioni che rendono questa parte della Croazia una meta imperdibile per chi ama camminare. Signori, benvenuti a Baška. Quando si arriva a Baška, la prima cosa che colpisce è il contrasto. Da una parte il blu intenso del mare Adriatico, dall'altra una catena di rilievi rocciosi che sembra emergere direttamente dall'acqua. Qui il trekking non è soltanto un'attività sportiva, è il modo migliore per comprendere il territorio. L'isola di Kerk è considerata una delle più importanti della Croazia dal punto di vista storico e culturale. Abitata fin dall'antichità, ha visto il passaggio di Illiri, Romani, Veneziani e Austro-Ungarici. Camminando lungo questi sentieri non si attraversa soltanto un ambiente naturale, ma antiche vie utilizzate per secoli da pastori, pescatori e abitanti dell'isola. Dal paese si sviluppano decine di chilometri di percorsi segnalati che permettono di raggiungere punti panoramici, altopiani e creste affacciate sul mare. Esistono itinerari adatti a quasi tutti, dalle semplici passeggiate panoramiche fino ai percorsi più impegnativi. Tra gli ambienti più affascinanti che possiamo raggiungere partendo da Baška c'è il famoso altopiano roccioso che domina la costa. Molti visitatori lo definiscono paesaggio lunare. La pietra bianca riflette la luce del sole creando scenari quasi surreali, mentre il mare continua ad accompagnare ogni passo all'orizzonte. Salendo lungo le creste che circondano Baška, il panorama si apre progressivamente. La baia appare sempre più piccola, le spiagge diventano sottili strisce chiare e le barche sembrano punti bianchi sospesi nell'acqua. Uno degli aspetti che più colpiscono durante il trekking a Baška è il silenzio. Appena ci si allontana dal paese, i rumori della costa scompaiono, rimangono soltanto il vento, il rumore dei passi sulla pietra e il richiamo occasionale degli uccelli marini. In questi momenti il trekking diventa qualcosa di più di un'attività fisica, diventa un'occasione per rallentare e riconnettersi con l'ambiente che ci circonda. Presso l'ufficio turistico del paese troverete una comoda cartina tascabile consegnata in modo meticoloso tutti i sentieri che si possono fare sull'isola, divisi per difficoltà e tipologia, quelli praticabili in bici e quelli percorribili a piedi. Ci sono luoghi che non si limitano a mostrarti un panorama, ci sono luoghi che riescono a cambiarti il modo di guardare le cose e Baška è uno di questi. Quando si pensa alla Croazia spesso vengono in mente il mare cristallino, le spiagge, le vacanze estive, ma c'è un volto di questa terra che in pochi conoscono, un volto fatto di sentieri, rocce scolpite nel vento, silenzi profondi e panorami che sembrano appartenere a un altro pianeta. Camminare a Baška non significa semplicemente fare trekking, significa vivere un'esperienza. Ogni passo racconta qualcosa, ogni salita ti mette alla prova e ogni curva del sentiero regala una vista capace di lasciarti senza parole. Qui la natura è la vera protagonista. Le montagne si affacciano direttamente sul mare Adriatico, creando un contrasto unico. Da una parte il bianco della pietra calcarea modellata nei secoli dalla bora, dall'altra l'azzurro intenso del mare che cambia colore a seconda della luce del sole. È uno spettacolo che nessuna fotografia riuscirà mai a raccontare fino in fondo, perché certe emozioni bisogna viverle. Durante il cammino il rumore della città scompare completamente, restano soltanto il vento, il suono dei tuoi passi e il respiro che accompagna ogni salita. Ed è proprio in questi momenti che succede qualcosa, ti accorgi che non stai semplicemente raggiungendo una meta, stai ritrovando te stesso. Viviamo giornate sempre più veloci, fatte di notifiche, impegni, orari e pensieri continui, ma la natura ha un potere straordinario, quello di rallentarti, di ricordarti che non serve correre sempre, a volte basta fermarsi qualche secondo davanti a un panorama immenso per sentirsi incredibilmente vivi. Baška regala proprio questo, non importa se sei un escursionista esperto o stai affrontando uno dei tuoi primi trekking, non conta la velocità, non conta il tempo, conta ciò che provi, perché ogni sentiero qui è diverso. Ci sono percorsi che si arrampicano tra le rocce, altri che seguono le creste affacciate sul mare, altri ancora che attraversano paesaggi così selvaggi da farti dimenticare completamente la routine di tutti i giorni. E quando finalmente raggiungi uno di quei punti panoramici, il tempo sembra fermarsi.
Davanti ai tuoi occhi si apre un orizzonte infinito, le isole sparse nel mare, il cielo che si fonde nell'Adriatico. In quel momento capisci che tutta la fatica aveva un senso. Ogni goccia di sudore, ogni salita, ogni passo era il prezzo da pagare per vivere un'emozione che resterà dentro di te molto più lungo di qualsiasi souvenir. E forse è proprio questo il bello del trekking, non ti lascia soltanto fotografie, ti lascia ricordi, ti lascia emozioni, ti lascia la consapevolezza di essere riuscito ad arrivare fino lassù con le tue forze. Stai cercando un luogo capace di sorprenderti davvero lontano dai percorsi più affollati? Bene, Basca è una destinazione che merita di essere vissuta. Prepara lo zaino e concediti il lusso di perderti nella natura, perché ci sono viaggi che finiscono nel momento in cui torni a casa e poi ci sono quelli che continuano a vivere dentro di te. Basca è sicuramente uno di quei viaggi e sono sicuro che una volta arrivato fino a qui capirai che il vero traguardo non è la fine del sentiero, il vero traguardo è la persona che diventi lungo il cammino. Noi siamo Trekking Friuli Venezia Giulia. Se non lo hai ancora fatto, unisciti alla nostra squadra e iscriviti al canale. Sicuramente le nostre informazioni prima o poi potranno tornarti utili. Grazie per essere arrivato fino a qui. Zaino in spalla e alla prossima.